È giovedì 19 dicembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. D'accordo, grazie Marco, fra poco da te per la rassegna stampa e per vedere magari quali notizie vengono riportate stamattina dai quotidiani regionali per cominciare. La cronaca è caccia ai fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro, sono stati perquisiti 2 ospedali, è indagato anche un oculista, il boss avrebbe avuto fino a 15 alias. Gli inquirenti parlano di omertà trasversale. Già da quando a marzo scorso arrestarono il tecnico radiologo che aveva assistito Matteo Messina Denaro dopo la diagnosi del tumore che lo aveva colpito. Nessun medico, operatore sanitario o anche impiegato di segreteria si è proposto volontariamente per riferire di essersi occupato a qualsiasi titolo del latitante, dicono i magistrati della Procura di Palermo che da 2 anni tentano di farsi largo nella fitta nebbia delle complicità. Ora la decisione è di disporre accertamenti in 2 ospedali del capoluogo, Villa Sofia e il Civico, a caccia di documentazione su eventuali visite, ricoveri o interventi chirurgici subiti dal boss. Secondo gli investigatori, oltre a quella di Andrea Bonafede, sarebbero ben 14 le identità, i cosiddetti alias, usate dal capomafia durante la lunga latitanza e rinvenute nel covo del padrino. Tutte identità di comodo che corrispondono a persone reali di età compatibile con quella del boss e tranne una residenti tra Campobello di Mazara e Castelvetrano. Poi gli ospedali, ancora una volta sono stati i problemi di salute di Messina Denaro a fornire spunti investigativi. Scoperta nel covo di Campobello 2 ricette firmate da un oculista palermitano, Antonino Pioppo, ex primario di Villa Sofia, ora al Civico. Una di queste ricette era intestata a Bonafede, l'altra ha un altro nome. Di qui la domanda che si sono fatti gli inquirenti: ma come mai il medico non si è chiesto il perché lo stesso paziente usasse 2 nomi? L'oculista è stato iscritto nel registro degli indagati per favoreggiamento aggravato. Dal canto suo il camice bianco sostiene però di non avere mai saputo la vera identità del paziente. I magistrati hanno delegato alla polizia il compito di acquisire notizie e carte mediche. La strada è ancora lunga per sfittire la nebbia e la lista dei sospettati sembra essere prossima a diventare più lunga. Subito da Marco Carli, perché immagino che stamattina i quotidiani avranno i titoli di apertura e non solo. Soprattutto le pagine dei quotidiani regionali, Angelo, aprono ovviamente con questa notizia. Noi ne abbiamo scelti qualcuno di questi titoli. Ad esempio su Repubblica Palermo, questo è il titolo principale, il titolo di apertura: le 15 false identità di Messina Denaro, caccia ai medici che favorirono il boss, gli inquirenti alla ricerca di fiancheggiatori acquisiscono documenti negli ospedali di Palermo, indagato l'oculista Pioppo, primario del Civico. Quando l'ho visitato non sapevo che fosse lui, questo ha detto appunto l'oculista. Ma andiamo anche in qualche altra pagina interna, per esempio sulla Gazzetta del Sud. Messina Denaro aveva 15 identità, medici indagati, uno è un primario, il medico indagato l'abbiamo sentito, è il direttore dell'oculistica del Civico di Palermo, Antonino Pioppo, prima a Villa Sofia Cervello. Ci sono ricette con la sua firma. Gli approfondimenti, e poi Angelo ti restituisco la linea, le 15 false identità le troviamo su Repubblica Palermo ancora, pagine interne, 15 false identità di Messina Denaro, indagato il primario del Civico, perquisizione all'interno dello studio, e poi questo approfondimento che troviamo sempre su Repubblica, l'inchiesta, i segreti del padrino custoditi da mafiosi ma anche, abbiamo visto, da colletti bianchi. Adesso siamo a Palermo per un'altra vicenda. Ricorderete certamente l'omicidio Ceresia. Il Tribunale per i minorenni ha condannato a 12 anni di reclusione Matteo Orlando, il giovane che lo scorso anno sparò e uccise per l'appunto Ceresia davanti ad una discoteca palermitana. È stato condannato a 12 anni di reclusione per omicidio volontario aggravato da futili motivi e porto illegale di arma Matteo Orlando, il giovane che 1 anno fa a Palermo sparò e uccise il 22enne Lino Ceresia, ex calciatore, nella discoteca No 3. La procuratrice per i minorenni Claudia Caramanna aveva chiesto per l'imputato la condanna a 18 anni di carcere. Orlando aveva 17 anni quando, nella notte tra il 20 e il 21 dicembre del 2023, aprì il fuoco uccidendo la vittima davanti al locale di via Pasquale Calvi,
al culmine di una lite scoppiata all'interno della discoteca. Il giovane, cresciuto senza padre, con un'infanzia difficile alle spalle, sin dal primo interrogatorio aveva ammesso di essere l'autore del delitto, sostenendo però di essersi soltanto difeso e di aver cercato di proteggere il fratello maggiore, Gabriele, di 22 anni. I fratelli Orlando e Celesia facevano parte di due bande contrapposte. Nei giorni precedenti alla morte dell'ex calciatore c'era stata una rissa, anche per questo l'imputato girava armato. La sera dell'omicidio, nei video delle telecamere di videosorveglianza della zona, però si vede il fratello maggiore fuori dal locale con la pistola in mano. Quest'ultimo a luglio è stato condannato in primo grado a 4 anni e 8 mesi di reclusione e 6.000 euro di multa per detenzione e porto abusivo di arma che non è stata mai ritrovata. E anche questa è una vicenda che soprattutto a Palermo ha fatto parlare tanto, si è parlato tanto di movida violenta, si è parlato di una Palermo sempre più insicura. Sicura sotto tanti punti di vista, se ne discute spesso, lo ritroviamo questi titoli all'interno dei quotidiani. Andiamo proprio sulla notizia su Repubblica Palermo, la condanna, anche perché ci sono le parole della madre, delitto Celesia, 12 anni all'omicida, e la madre parla di scandalo. Andiamo a prendere proprio le dichiarazioni della madre di Lino Celesia. Mi hanno ammazzato un figlio, non abbiamo più una vita, dice. La mia vita era lui e adesso dobbiamo sentire che tutto si risolve con una condanna del genere. Che cosa dice ovviamente la madre? Tutto questo è inaccettabile. La sua giornata si divide fra il cimitero di Sant'Orsola, dove il ragazzo è sepolto, e via Casalin, dove alcuni amici hanno realizzato un murale in sua memoria. E adesso restiamo sempre al capoluogo di regione, a Palermo. Una donna ha partorito in strada, poi però dopo il ricovero, quindi dopo i soccorsi e il ricovero in ospedale, ha abbandonato il bimbo ed è scappata. La storia, come detto, arriva proprio da Palermo. Una donna senza fissa dimora ha partorito e poi è fuggita dopo le prime cure. Le urla, il parto, il bambino che nasce per strada e la polizia che mette in salvo sia la donna che il piccolo. Succede a Palermo, in via Archirafi. La donna, di origine sudamericana, senza fissa dimora, aveva appena dato alla luce per strada il suo bambino nel centro del capoluogo siciliano. In quella zona si era ricavato uno strettissimo giaciglio per ripararsi dal freddo di questi giorni, con un letto di cartone e indumenti di fortuna accumulati in sacchi di plastica. Subito dopo il parto si era allontanata con il bambino, ancora sporco di sangue e in lacrime. Raggiunta dalla polizia dopo la segnalazione di un residente e dai sanitari, la donna è stata portata assieme al piccolo in ospedale. Dopo aver ricevuto però le prime cure, la senzatetto si è allontanata, lasciando il bambino che adesso è affidato appunto ai sanitari. Il piccolo è in buone condizioni, pesa 2,5 kg ed è assistito nel reparto di neonatologia del Bucchieri La Ferla. La mamma ha a disposizione ancora qualche tempo per ripensarci, prima che la procura faccia i passi verso l'affido a una famiglia. La gravidanza della donna non era mai stata monitorata, non c'è nessuna visita registrata al nome della puerpera. Andiamo a vedere anche questo fatto di cui parlano stamattina anche i quotidiani nazionali. E infatti da dove partiamo noi? Andremo a vedere proprio, Angelo, anche la prima pagina di un quotidiano nazionale che si interessa proprio di questa notizia e che solleva pure degli interrogativi. Stiamo parlando di Avvenire. Andiamo subito intanto su Repubblica per fare un po' il punto di quello che è successo. L'abbiamo sentito anche nel nostro servizio, e Ivan, il miracolo di Natale, e poi il racconto del parto straordinario in strada, dei soccorsi e delle ricerche in zona stazione, del ritrovamento e dell'accoglienza in corsia. Ma vi abbiamo detto, ci sono appunto pagine dei quotidiani nazionali che si interessano della vicenda, sollevando pure degli interrogativi. È il caso di Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, che nella parte centrale della prima pagina parla proprio di questo. Un figlio è in salvo, salviamo pure la madre. Donna partorisce per strada, gara di solidarietà per il bambino. Vi leggo anche proprio l'inizio, l'attacco di questo pezzo, di questo commento firmato da Antonella Mariani. Chi è l'essere umano abbandonato in questa storia amara che arriva da Palermo? L'interrogativo è appunto questo: è il bambino o la madre?
E adesso voltiamo completamente pagina perché ieri si giocavano i quarti di Coppa Italia nel Lega Pro. Il Trapani è andato a vincere con il solito Lescano sul campo dell'Arezzo e ha guadagnato l'accesso in semifinale. Sentiamo Franco Camarasana. Secondo Lescano è sempre lui a decidere le partite del Trapani e stavolta un suo gol a 2 minuti dal termine fa volare la squadra granata in semifinale di Coppa Italia, dove affronterà una tra Rimini, Giana Erminio e Caldiero Terme. L'avversaria verrà fuori da un sorteggio che si terrà venerdì presso la sede della Lega Pro. Ieri sera in Toscana, in gara unica, la sfida nei quarti con l'Arezzo tra le migliori del girone B. Primo tempo con poche emozioni, dopo una conclusione al 27esimo di Lescano, bloccata dal portiere Borra, e l'Arezzo al 29esimo a sferrare il vantaggio con un tiro di Tavernelli che colpisce il palo. Nella ripresa occasioni per entrambe le squadre, al 59esimo Ciotti impegna con un gran tiro Borra, l'Arezzo risponde 2 minuti dopo con Pattarello, ma Uicai è bravo a respingere. Al 70esimo Trapani vicino al gol sugli sviluppi di una punizione, ma Borra salva sulla linea su Malomo. All'88esimo però, su un angolo di Benedetti, mischia in aria e Lescano ci mette la zampata vincente. Un successo in extremis per il Trapani, la squadra granata con Eziolino Capuano pare avere preso un passo diverso, arriva in semifinale in Coppa Italia e potrebbe essere la Coppa Italia, diciamo, un trampolino in più per la formazione granata. Per i trapanesi un po' quello che abbiamo visto è successo col Catania nella stagione scorsa, con il Trapani che fra parentesi è anche detentore invece della Coppa Italia di Serie D. Andiamo su Gazzetta dello Sport, gazzetta.it in questo caso, perché ci sono anche delle sorprese, oltre appunto il successo del Trapani che proietta i granati in semifinale, fuori Milan Futuro e Avellino con Caldiero e Giana Erminio. Insomma, non stiamo parlando di storia del calcio italiano. Le due squadre meno quotate eliminano i rossoneri di Bonera e gli Irpini, che sono fra i protagonisti del girone C, dove ci sono appunto anche Trapani e Catania. Avanti anche Trapani e Rimini. Nella parte interna del servizio, all'interno appunto del sito gazzetta.it, andiamo a vedere, dopo il successo al debutto in campionato a Caserta, Eziolino Capuano vince anche ad Arezzo, doppio 1-0 da ex, fra parentesi, applaudito, la seconda partita su 2 da quando è a Trapani. Antonini sta puntando a far bene, sorride a tempo scaduto anche il Rimini ad Altamura, come vi abbiamo detto. Tutto succede dopo il palo toscano di Tavernelli e poi arriva appunto il gol del bomber Lescano. Questo per quanto riguarda il calcio, ma andando oltre con le pagine dei quotidiani, ritorniamo sulle prime per farvi vedere quella che è la prima della Sicilia. Stiamo parlando di quotidiani regionali, con Meloni che dice la fiducia si potrebbe evitare. Ne parleremo molto nella rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Si parla di manovra. Ieri c'è stato uno scontro abbastanza vivace in Senato, per usare un eufemismo, fra Meloni e l'opposizione. E poi l'indagine a Palermo, ne abbiamo già parlato, Messina Denaro, 15 alias, caccia ai camici bianchi che coprirono la latitanza, e poi l'inchiesta di Agrigento con i fiumi di cocaina da Gela. C'è anche questa bella foto dell'Etna, il Signore degli Anelli, la foto dell'Etna di Fabrizio Villa tra le 14 selezionate dalla rivista Nature. Questo è quello che troviamo sulla Sicilia. Sul Giornale di Sicilia, invece, ritroviamo quelle che è invece la notizia del giorno, almeno per quanto riguarda la cronaca, cioè appunto la situazione legata
a Matteo Messina Denaro. La rete medica del superboss, questo è il titolo. Gli inquirenti allargano il puzzle dei presunti favoreggiatori della latitanza di Messina Denaro, sospetti su 2 ricette firmate proprio dal primario oculista e intestate a 2 diversi nomi. Antonino Pioppo si aggiunge ai tanti sanitari indagati, non sapevo chi fosse, trovati almeno 15 documenti con altrettante identità fasulle, vengono anche appunto riproposti i tanti volti che abbiamo imparato anche a conoscere nel momento della cattura, i tanti volti di Messina Denaro. Sulla Gazzetta del Sud invece si apre, come spesso avviene, con notizie che arrivano proprio dalla provincia di Messina, dove c'è uno scontro sul risanamento. L'ufficio commissariale regionale si aggiudica all'asta le case di contesse che il comune aveva in mente di acquistare. Il sindaco scrive a Schifani: concorrenza sleale, ma Scurria in questo caso non ci sta, ed ecco, questa è l'apertura appunto di Gazzetta del Sud. Andiamo un po' oltre per andare invece a dare uno sguardo a quello che ritroviamo anche all'interno, nelle pagine interne dei quotidiani. Per esempio sulla situazione del ponte, perché questa è una notizia che resta sempre e che ritroviamo sempre nelle pagine dei quotidiani, perché si racconta di un'infrastruttura di cui, lo sappiamo, si parla da tantissimi anni, da tantissimo tempo, e che trova spazio spesso sui quotidiani in tutte le sue vicissitudini che dovranno portare con ogni probabilità alla realizzazione. Arrivano altri 1,5 miliardi. Questa è la rimodulazione che ritroviamo, poi ne parleremo, anche all'interno della manovra. Altri 1,5 miliardi, il ponte arriva a 13,5, ma cresce anche il prelievo da fondi di coesione. Ponte sullo Stretto, lo sappiamo, la data del 27 è una data importante perché potrebbe arrivare l'ok definitivo alla realizzazione di questa infrastruttura. Vi porto adesso invece sulla prima pagina di Catania del quotidiano La Sicilia. Ne abbiamo parlato anche nei nostri telegiornali. Il blitz di Villa Glori: sgominato un gruppo criminale dedito a furti di mezzi e cavalli di ritorno, che aveva una stalla come base. Questa banda, da 500 a 1500 euro per riavere indietro la moto o l'auto. In cella 6 persone, tra le quali 2 già condannate per mafia. Sulla prima pagina dedicata a Catania del quotidiano La Sicilia troviamo anche il bilancio consolidato. Sì al bilancio, appunto, buona la seconda. Ieri per approvare il documento bastavano 15 consiglieri presenti, e in questo caso la maggioranza li ha trovati. Situazione che ritroviamo proprio nelle pagine interne, perché si parla di un sì sofferto al bilancio, con una maggioranza risanata. Siamo responsabili, queste le dichiarazioni. Adesso si potrà procedere coi rinnovi dei dirigenti, ma le difficoltà a destra restano e la Democrazia Cristiana intanto perde pezzi. Situazione politica appunto all'interno del Consiglio Comunale di Catania, che porta ovviamente a tutte le situazioni di cui abbiamo parlato in precedenza. Vi facciamo vedere altri titoli come questo. Un titolo importante che arriva dalla Gazzetta del Sud e che parla della situazione a Priolo. Riconosciuta la malattia professionale a un operaio del polo petrolchimico dal Tribunale di Catania per il caso di un lavoratore ennese che adesso ha 81 anni. L'INPS dovrà adeguare il suo trattamento pensionistico. Chiaramente può essere, diciamo, un'apertura a livello giuridico per altre situazioni che possiamo ritrovare anche di uguale natura. Dello sport ritorneremo a parlare invece nell'ultima parte della nostra rassegna stampa alla fine di Buongiorno Sicilia. Dunque, Angelo, a te.
Bene, grazie Marco. Adesso, come ogni mattina, ci colleghiamo con la Polizia Stradale, il compartimento della Sicilia orientale. Oggi andiamo a Messina, dove c'è l'assistente capo Ivan Lanzo. Chiedo scusa, buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori, spero mi sentiate bene. Allora, in apertura dobbiamo segnalare che a seguito di un incidente stradale è stato chiuso lo svincolo di Brolo. Questo per consentire la rimozione di un mezzo pesante che si è ribaltato e quindi ci sarà da perdere tempo proprio per effettuare queste operazioni, si spera nel tempo più veloce possibile. Rimanendo in zona, quindi in aventi, ricordiamo che però solo sulle fasce notturne, sulla fascia notturna quindi che va dalle 22 alle 06, rimane chiuso il tratto autostradale da Brolo a Patti per i veicoli diretti a Messina, perfetto, mentre viceversa per i veicoli diretti a Palermo rimane chiuso il tratto che va da Brolo a Rocca di Caprileone. Andando a Catania, ricordiamo le consueti rallentamenti che si verificano in tangenziale per i veicoli diretti a Siracusa e ovviamente per tutti i veicoli diretti a Catania Centro. In A18, sempre in direzione Catania, zona Cireale, si stanno formando code per traffico intenso. Ci spostiamo in A19 sulla Catania-Palermo, dove proprio per i veicoli diretti a Palermo rimane chiuso lo svincolo di Enna. Quindi l'uscita consigliata è quella di Mulinello. Per il resto, oggi vogliamo ricordare a tutti, in prossimità delle feste aumenterà sicuramente il traffico veicolare per tutte le persone che faranno vacanze o comunque che vanno a trovare i parenti. Quindi ricordiamo le più elementari norme di comportamento, come moderare la velocità e proprio in previsione dell'aumento del traffico veicolare e fare ancor più attenzione a quella che è la distanza di sicurezza, perché è molto probabile che si formano delle code. Per chi affronta viaggi un po' più lunghi, ricordiamoci che alle prime avvisaglie di stanchezza degli occhi, fidatevi, è consigliato trovare una piazzola di sosta e fermarsi anche solo per 20 minuti, mezz'ora di riposo, in maniera tale da intraprendere il viaggio sicuramente in maniera più fresca. Perché ricordatevi che per chi vi aspetta a casa non è importante che voi arriviate prima, ma soprattutto che arrivate per potervi riabbracciare. E colgo l'occasione in prossimità delle feste per fare tanti auguri alla redazione, a tutti i telespettatori. E per oggi è tutto, una buona giornata dalla Polizia Stradale. Grazie davvero, auguri che ricambiamo anche noi. Da Messina oggi per la Polstrada, compartimento Sicilia orientale, l'assistente capo Ivan Lanzo. Adesso andiamo a vedere qual è la situazione a Catania, situazione abbastanza tranquilla. Siamo in via Vincenzo Giuffrida, traffico in entrata e in uscita dalla città piuttosto scorrevole, non ci sono particolari criticità. Da via Vincenzo Giuffrida adesso andiamo sulla circonvallazione, anche qui situazione pressoché analoga, con una viabilità che sembra del tutto normale, non ci sono almeno per il momento code, non ci sono degli incolonnamenti particolari, c'è il traffico che si crea a quest'ora del mattino. Per noi adesso è il momento di fare una breve sosta per poi riprendere Buongiorno Sicilia con la rassegna stampa, stavolta leggendo e andando a leggere i quotidiani nazionali con le notizie che arrivano dall'Italia e dall'estero, sempre con Marco Carli. A dopo. Eccoci di nuovo insieme per la rassegna stampa nazionale con Marco Carli. E andiamo dunque a dare uno sguardo a quelli che sono i titoli dei quotidiani nazionali. Che cosa troveremo? Innanzitutto la situazione in Ucraina, soprattutto con le parole di Zelensky che spiega: non abbiamo più le forze
per riconquistare Donbass e Crimea. Ci sono poi le notizie di politica interna, vi abbiamo dato qualche accenno durante la rassegna stampa dedicata ai quotidiani regionali, la situazione soprattutto di scontro fra il governo, fra Giorgia Meloni e le opposizioni, soprattutto il Movimento 5 Stelle per quanto riguarda la manovra. Sugli esteri c'è poi anche la situazione sulla striscia di Gaza, si vuole arrivare ad una tregua, si spera di farlo prima della fine dell'anno, nel frattempo però continuano a contarsi i morti, nella striscia sono addirittura 38. Andiamo nella giornata di ieri, andiamo a dare uno sguardo al Corriere della Sera per vedere il titolo. Corriere della Sera che, contrariamente a tanti altri quotidiani, decide di aprire con la situazione interna italiana, con la manovra e le scintille al Senato, l'appello di Meloni alle opposizioni, incognita sui tempi, con lo scontro con Monti su Musk. La Premier dice appunto di Musk: non prendo ordini da nessuno, le novità su pensioni e casa, queste sono novità importanti che chiaramente di cui abbiamo parlato anche un po' prima e che ritroveremo anche nella nostra rassegna stampa a livello nazionale, perché coinvolgono ovviamente tante persone, tanti cittadini italiani. Come sempre facciamo, andiamo a dare uno sguardo anche alle pagine interne, in questo caso attraverso il Corriere della Sera, per fare un po' il punto delle notizie che vi abbiamo dato proprio in apertura di questa rassegna stampa. Intanto lo scontro tra Meloni e l'opposizione, con la manovra che ha incominciato il suo iter in Parlamento da tanti giorni, che rischia di slittare ancora, provocazione della Premier in aula sulla questione fiducia, intesa e niente voto di fiducia. Ci sono delle tensioni, registrano dal Corriere della Sera, nel centro-destra. Altre notizie, come vi dicevamo, quella della striscia di Gaza, del problema legato alla guerra in Medio Oriente, con il bilancio, la guerra delle cifre. Troviamo proprio sul Corriere della Sera il centro studi britannico, un centro studi britannico che ridimensiona numero e cause delle vittime. Tutto questo succede ovviamente tra le polemiche, con una situazione in cui si fa veramente la conta dei danni, come vedete in queste immagini, con un palestinese che ispeziona l'edificio dopo un attacco aereo proprio a Gaza. Altro fronte di guerra, quello in Ucraina, con le parole di Zelensky e l'incontro anche a Bruxelles con i vertici della NATO, perché anche in questo senso si sta parlando costantemente di una possibile tregua, e le parole di Zelensky aprono in tal senso, perché insomma Zelensky fa capire che l'Ucraina non ha la forza per tentare di continuare questa guerra. E arrivano dunque delle pressioni proprio su Zelensky: prepariamoci ai negoziati, dice la NATO appunto a Zelensky, con il presidente ucraino non abbiamo le forze appunto per riconquistare Crimea e Donbass, la priorità in agenda è assicurare che l'Ucraina abbia la migliore posizione possibile quando un giorno deciderà di avviare i colloqui di pace. Ricordiamo che questa è una guerra che va avanti da anni e che ovviamente si vuole provare a fermare, e di questa guerra e soprattutto delle parole della possibile svolta impressa da Zelensky parlano tutti i quotidiani in apertura, come ad esempio La Repubblica. La svolta di Zelensky: con la guerra il presidente ucraino non abbiamo le forze per riprenderci con le armi quelle zone che secondo appunto l'Ucraina appartengono al territorio ucraino. Ora dobbiamo solo sperare nella pressione della comunità internazionale su Putin. E poi appunto arriva il vertice a Bruxelles con la NATO e il leader dell'Unione Europea, il sostegno a Kiev appunto per la pace. Vi ricordiamo che se ne discute veramente da tantissimi anni. Stesso discorso sulla Stampa,
pace in Ucraina con Zelensky che apre, il presidente non riusciremo a riprendere Donbass e Crimea, l'Italia che però parla e conferma degli aiuti ancora per la situazione che appunto troviamo nell'est europeo. Tanti titoli su questa notizia, vi facciamo vedere addirittura il Fatto Quotidiano che va oltre, perché diciamo che commenta, spiega quelle che sono le parole di Zelensky e dunque dice abbiamo perso la guerra fondamentalmente. Parla di una resa, il Fatto Quotidiano, il presidente che appunto dà addio a questi territori, quelli del Donbass e della Crimea, ma intanto appunto NATO e Unione Europea perseverano, perciò situazione che resta chiaramente aperta e non poteva essere altro che così per una guerra appunto che prosegue nel corso degli anni. Andiamo sul Sole 24 Ore perché per cambiare argomento vi faccio vedere innanzitutto un titolo legato all'altra guerra, all'altro fronte di guerra, quello in Medio Oriente, con il 38 morti in 24 ore, ancora blitz in vista del cessate il fuoco in Israele, studenti in sciopero per gli ostaggi. Ma sul Sole 24 Ore troviamo anche il ponte sullo stretto, ne abbiamo già parlato anche nelle cronache regionali. Il costo sale di 2 miliardi, lo troviamo anche appunto sulla legge di bilancio, la manovra di cui si discute tantissimo in questa fase. Il nuovo onere è potenziale, potrà scendere con l'arrivo dei finanziamenti privati. Infrastruttura siciliana, di cui lo sappiamo si discute veramente da anni e che deve trovare un via libera definitivo, il giorno giusto potrebbe essere, lo sappiamo, quello del 27 di dicembre. Andiamo sul Giornale invece per dare uno sguardo alla situazione legata alle nuove pensioni. Che cosa cambia? Questo altro tema che viene chiaramente molto discusso in questa fase. Assegno per tutti a 64 anni, dice il sottosegretario, con la previdenza privata. Nel 2025 invece misura estesa anche al misto, cioè misto fra appunto la previdenza pubblica e quella privata. Pubblico e privato vengono messi a sistema per dare flessibilità in uscita e sostegno al reddito del lavoratore. Il sottosegretario appunto Durigon spiega le nuove norme appunto sulle pensioni che diventano norme importanti, fondamentali per il futuro anche del nostro paese, perché dalle pensioni dipendono spesso e volentieri anche i conti del nostro Stato. A te Angelo. Grazie Marco. Prima di fermarci per le previsioni meteo c'è un aggiornamento a Brolo nel Messinese. Un finto carabiniere ha tentato di raggirare un'anziana, una settantenne che è stata adescata con un SMS che è arrivato al cellulare della donna, e in questo SMS veniva comunicato che il suo conto corrente era stato sequestrato per acquisti sospetti. Poi è stata contattata anche da un finto maresciallo dei carabinieri che da un numero fisso ha richiesto il prelevamento di una somma di denaro che sarebbe servita poi per dissequestrare il conto. La vittima ha intuito il raggiro anche grazie alle informazioni ricevute dai carabinieri di Messina, quelli veri, nel corso di una campagna informativa. E adesso, come annunciato, ci sono le previsioni meteo. Noi torniamo subito dopo con il primo degli ospiti della nostra mattinata. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì il transito di una perturbazione porterà molta nuvolosità sulle centrali tirreniche al nord, con fenomeni prevalenti su Toscana ma soprattutto sulle regioni settentrionali. Resterà ai margini per il momento il sud della Sicilia, che vedrà l'alta pressione dominare la scena meteorologica, prevalenza dunque di sole. Al più di tanto in tanto sarà possibile il passaggio di qualche annuvolamento sul versante tirrenico. Temperature massime che non subiranno particolari variazioni, resteranno comunque al di sotto dei 20 gradi. Cambia poi lo scenario meteorologico nella giornata di venerdì. La perturbazione infatti coinvolgerà il sud della Sicilia con piogge e rovesci diffusi e con nevicate nelle aree interne.
Attenzione soprattutto a eventi che soffriranno davvero sostenuti con raffiche anche oltre i 90-100 km orari e mareggiate lungo le coste esposte, temperature massime senza variazioni. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Siamo di nuovo insieme con Buongiorno Sicilia, il primo degli ospiti della mattinata. C'è con noi il professore Riccardo Polosa, che è fondatore, buongiorno professore, di COEAR Università di Catania. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno professore, il tema della stretta sul fumo è di grande attualità. Arrivano indicazioni anche dall'Unione Europea, ma soprattutto ci sono anche delle norme che ormai sono in vigore da anni, già dal 2005, la famosa legge Sirchia. Adesso però anche i grandi centri, lo hanno fatto dei piccoli comuni virtuosi o comunque comuni della provincia, tendono ad adeguarsi. La diciamo, riduzione, comunque la stretta sul fumo per quanto riguarda il fumo all'aperto. Andiamo con ordine e cerchiamo di capire che cosa sta succedendo, professore. Non lo sentiamo, professore, vediamo un attimo se ci sente. Sì. Mi stai chiedendo di commentare esattamente che cosa? No, io le chiedo di commentare quelle che sono le iniziative che vengono prese da città come Milano, perché se già Torino in qualche modo aveva risposto a queste indicazioni che arrivano dall'Unione Europea, anche altri piccoli centri del nord hanno già intrapreso quella che è una battaglia, potrebbe presto arrivare anche, altre città. All'est, ad esempio, Melbourne vieta il fumo anche all'aperto. Cosa succede in Italia? Perfetto. Ora ci siamo intesi e penso che sia utile anche per i vostri radioascoltatori capire di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando dei divieti all'esterno con delle misure particolarmente stringenti come quelle di Milano che vietano il fumo a una distanza inferiore ai 10 metri. Cerchiamo di capire dal punto di vista pragmatico cosa vuol dire un'azione di questo genere. Innanzitutto, io sono molto favorevole ai divieti di fumo come esempi virtuosi e di rispetto per le persone. Tra l'altro, molti di questi divieti sono basati sulle evidenze scientifiche, ma tuttavia mi ero già espresso sulla inutilità di questo tipo di provvedimento quando se ne era parlato per Torino. Sicuramente utile dal punto di vista di etichette, di rispetto delle persone, ma certamente inutile dal punto di vista della prevenzione al danno al tabagismo. Credo che il contrasto al tabagismo richieda delle azioni molto più importanti e capillari che non vietare alle persone di fumare all'aperto. Professore, l'obiettivo è quello di creare una generazione, diciamo, senza fumo entro il 2040, almeno questo è l'obiettivo dell'Europa. In generale comunque c'è questa, diciamo, nuova tendenza, ma l'osservazione che le faccio io stamattina è: bastano le multe minacciate, la minaccia di fare una multa che può andare da 40 a 240 euro per dissuadere un fumatore dall'accendere una sigaretta in prossimità di altre persone? Allora, mi faccio fare un commento sulla
sul provvedimento generazionale che dovrebbe vietare il fumo a tutti coloro che sono nati, mi pare, dopo il 2009. Anche questo credo che diventi un provvedimento inutile, perché nel 2040 io prevedo che le sigarette saranno già scomparse in quanto soppiantate dai nuovi prodotti erogatori di nicotina che vediamo già largamente in commercio. Parliamo delle Per sigarette quanto riguarda- elettroniche, professore, per intenderci. Cioè le sigarette Come, elettroniche. come? Dico, sigarette elettroniche. Elettronica, tabacco riscaldato, sacchettini di nicotina o come li chiamano oggi i nicotine pouch, sono sicuramente molto più attrattivi per i giovani, in quanto di fatto ormai lo vediamo anche dai dati americani, dati scientifici, i dati federali dimostrano ormai eradicazione completa del fumo nelle popolazioni studentesche, cioè la prevalenza del tabagismo in America è crollata dal 12% al di sotto del 1,5% in meno di 6-7 anni. Evidentemente c'è un cambiamento epocale in quelle che sono le abitudini dei giovani nei confronti del consumo di nicotina. Quindi un provvedimento così a lungo termine che guarda a una eradicazione del fumo di tabacco nel 2040 attraverso uno stop generazionale mi sembra un provvedimento praticamente inutile che si sarebbe dovuto prendere almeno 20-30 anni fa, non oggi che abbiamo tutta questa nuova messe di nuovi prodotti. Per quanto riguarda i provvedimenti o le sanzioni, cerchiamo di capirci anche su questo, ma voi ve l'immaginate la denuncia di una persona ai carabinieri o alla polizia municipale che viene a dire il tizio fumava a meno di 10 metri da me, dovete multarlo? Io non riesco a capire come una sanzione possa essere emessa in una condizione di questo genere. Vi rendete conto che tutto questo è ridicolo? Senta, tornando adesso invece a alcuni dati Istat che sono stati pubblicati anche di recente, lo scorso anno 2023 la popolazione di fumatori, tra la popolazione, diciamo tra i ragazzi, anzi tra i bimbi, mi correggo, che hanno diciamo tra 11 e 11 anni in più, è pari al 18%. È un dato che è leggermente in calo rispetto a quello dell'anno scorso. Che cosa significa? Che rispetto a quello che diceva lei prima, il tabagismo anche nel nostro paese è un po' in diminuzione, sta andando a diminuire anche nel nostro paese? Sì, appunto, ricalca un po' quello che stavamo dicendo prima. Io avevo rappresentato la situazione americana che è ben studiata da tanto tempo, però vedo anche qua in Italia forti segnali di riduzione nel tasso di prevalenza tra i giovani per gli stessi motivi. L'Italia segue un po' rotta agli Stati Uniti, ma vedrete che nei prossimi 10-15 anni anche noi avremo dati di prevalenza del tabagismo tra i giovani molto bassi. Come giustamente faceva notare lei, il trend è a discendere e questo rafforza sicuramente quelle che sono i rapporti epidemiologici che vengono da altri paesi. Nel nostro paese la fotografia dell'Italia ha una prevalenza diciamo, tra gli uomini come fumatori rispetto alle donne. Secondo lei questa è dovuta a che cosa? Motivi culturali? Una maggiore attenzione da parte delle donne alla salute? Quale potrebbe essere la ragione di questi dati che vengono fuori? Ma deve essere un fatto essenzialmente culturale. Le donne forse sono un po' più attente ad alcuni aspetti legati al wellness rispetto agli uomini, forse anche dipendente dalla gestione dello stress, dato che gli uomini sappiamo che lavorano, sono più impegnati sul lavoro rispetto alle donne. Questo non vuol dire che le donne non lavorino a casa o non abbiano problemi di stress. Vi porto un esempio. In India, anzi, scusate. Sì,
Adesso ci ricolleghiamo con lei, sì. In Indonesia, per esempio, il 70% della popolazione maschile fuma e solo il 7% della popolazione femminile fuma. Evidentemente è un problema di tipo culturale. Ora, questo problema culturale da noi è molto più, diciamo, compresso, ma se noi andiamo a vedere le statistiche degli anni 50, diciamo che avevamo un po' la stessa proiezione, ecco. Le volevo sottolineare e evidenziare un ultimo dato prima di chiudere questo nostro incontro di oggi. Anche il numero dei consumatori, quelli accaniti, quelli che non rinunciano alla sigaretta, che vanno intorno alle 20 sigarette al giorno o anche di più, è pari al 3,5%, che si è ridotta negli ultimi 10 anni. Quindi c'è effettivamente un collegamento con quello che diceva lei, nel senso che il tabagismo sta forse lasciando il passo ad altre abitudini. Ma credo che si tratti di un esaurimento del pool dei fumatori accaniti dovuto all'invecchiamento della popolazione. Difatti i fumatori più accaniti sono relegati alle fasce di età più avanzate, quindi diciamo oltre i 65 anni. È chiaro che in quella fascia di età, anche per i motivi legati alle malattie fumocorrelati, c'è purtroppo un maggiore consumo, chiamiamolo così, del pool per effetto degli aumentati decessi, e questo ha un impatto sui numeri da lei riportati. Professore, prima di chiudere, sappiamo che ogni città si organizza in maniera, indipendente, no? Abbiamo parlato delle iniziative di Milano, abbiamo parlato di Torino, di altri piccoli centri, ma la città di Catania, da questo punto di vista, per quello che è la sua, per quello che lei conosce e sa, come si sta orientando e come si orienterà rispetto al fumo in pubblico? Beh, noi a Catania abbiamo portato avanti molte battaglie antifumo, già a partire dagli inizi degli anni 2000, insieme con il allora sindaco Scapagnini, abbiamo intrapreso delle campagne molto capillari e ben fatte per cercare di far capire al fumatore i rischi del fumo e che cosa si poteva fare per cercare di smettere di fumare. Oggi abbiamo intrapreso un accordo con la Caritas locale e offriremo del supporto antifumo a tutte le persone povere che hanno accesso alla Caritas. Questo è il nostro programma di Natale antifumo targato COER, targato LIAF, con l'assistenza della Caritas e della diocesi locale. Grazie professore Polosa, di Caritas continueremo a parlare fra pochissimo dopo la sosta che stiamo per fare, chiaramente però parleremo con la Caritas di quelli che sono gli aiuti per questo Natale in maniera sostanziale per chi ha difficoltà a vivere anche in serenità le feste e il Natale e anche quelli di fine anno. Tutto questo fra pochissimo, restate con noi a Buongiorno Sicilia. Allora, rieccoci insieme, Buongiorno Sicilia, ho il piacere di riavere in studio il direttore della Caritas diocesana di Catania, Don Nuccio Puglisi. Buongiorno, buongiorno. E quale migliore occasione, visto che ormai siamo a una settimana di fatto dal Natale, per cercare di capire cosa si può fare per tutte le persone che hanno difficoltà in questo periodo, perché il Natale è una festa di serenità, di felicità, di divertimento, di gioia, ma purtroppo non è per tutti così. Il Natale è un'arma a doppio taglio, perché per le persone che se la passano bene
che hanno quello stato, diciamo, quotidiano di serenità media, il Natale diventa l'occasione per sentirsi più felici, per stare insieme con la propria famiglia, per sentirsi anche un po' più contenti. Ma per chi vive la gravità e la drammaticità di un disagio quotidiano, il Natale, soprattutto con tutta la struttura che gli abbiamo costruito attorno, quella struttura un po' artificiosa, se così vogliamo dire, lontana sotto tanti aspetti dal senso originario del Natale, diventa l'occasione per soffrire ancora di più, quindi non solo dei propri disagi, ma anche di questa struttura di felicità a tutti i costi che i nostri fratelli assistiti tante volte devono subire. Allora, noi diciamo sempre, il Natale diventa per la Caritas la rampa di lancio e l'occasione non per come dire, propagare quella credenza per cui a Natale si deve essere tutti più buoni, ma partendo dal Natale ricordiamo che siamo chiamati ad essere più buoni ogni giorno, perché lì dove c'è una famiglia che ha bisogno, lì dove c'è una grotta gelida e fredda, che può essere la condizione di disagio di un nostro fratello assistito, lì nasce Gesù bambino o c'è presente il Signore tutti i giorni, e comunque c'è presente qualcuno che ha bisogno di essere aiutato. Don Nuncio, quest'anno c'è una nostra iniziativa sulla quale mi voglio soffermare, poi parleremo anche delle altre, che a Natale siamo tutti più Caritas. È un'iniziativa particolare perché è rivolta, c'è un obiettivo con questa iniziativa. Sì, l'obiettivo è quello proprio di far sì che non solo a livello di materie che possano contrastare il disagio, ma proprio a livello di spiritualità e comunque di sensibilità e di attenzione anche emotiva ai nostri fratelli assistiti, si cerchi di festeggiare con loro e insieme a loro il Natale come lo festeggiamo nelle nostre famiglie. Apro e chiudo una parentesi: i nostri volontari in Caritas, questa è una cosa di cui tante volte si discute, si ragiona e dà piacere a tutti, fa in modo che ciascuno si porti una gioia a casa la sera, è il fatto che il volontario, quando lavora lì, si sforza di produrre per l'assistito ciò che farebbe a casa sua. Il piatto di pasta lo devo fare buono come lo farei buono a casa mia per i miei figli, no? A partire da questo, ecco, questo diventa una direzione di atteggiamento. Perché quindi non sforzarci di vivere anche con i nostri assistiti un Natale proprio cercando di festeggiarlo insieme? E da lì anche alcune cose che stiamo cercando di fare. La prima è proprio il fatto che, per esempio, il 24 la mensa serale, come tutti i giorni, che è sempre alle 18:30, sarà, così possiamo dire, ci sarà l'aggiunta di questa attenzione particolare, un po' più natalizia, proprio per far sì che per i nostri assistiti non sia un giorno come tutti gli altri, ma capiscano come si è cercato di fare di tutto perché in questa casa, che per loro è la Caritas, essi potessero sentirsi accolti e messi nella condizione di festeggiare il Natale. Quindi non c'è soltanto l'aspetto, diciamo, delle cose materiali. No. Un dono piuttosto che un'altra cosa, però anche l'affetto, il calore umano, la vicinanza. Certo, questo è molto più importante, perché a Catania, figuriamoci poi nel tempo di Natale, il catanese, come dicevamo prima, ha una generosità latente. Lo dicevamo prima di andare in onda. Che è come il virus del raffreddore, no? Sta da parte fin quando un colpo di freddo non lo fa uscire fuori. E così è, fin quando un colpo di freddo non mette in risalto il disagio di tanti nostri fratelli, la generosità del catanese tante volte non si attiva, c'è bisogno sempre di qualche slancio. E lo slancio quest'anno è questa proposta che noi lanciamo intanto a tutte le aziende dolciarie, quindi proprio perché ma anche a tutti i cittadini. Ogni singolo cittadino da solo è capace di cose grandissime quando vuole. In modo tale da permetterci di poter donare panettoni, pandori ai nostri fratelli assistiti. Giorno 23 li porteremo anche in carcere ai nostri fratelli che sono lì. Ora figuriamoci, non è il panettone o il pandoro che risolve la situazione e certamente non è per una questione legata alla fame che sentiamo la necessità di dare il pandoro, ma se nelle nostre case di fatto non manca, perché deve mancare nelle loro. Questa è una bella iniziativa e speriamo che attraverso, diciamo, anche Buongiorno Sicilia
le aziende, le persone che stanno a casa in questo momento ci stanno guardando, possano fare questo gesto, diciamo, di come dire, solidare con chi non ha rispetto magari a chi può fare qualcosa in più, non tanto, ma anche qualcosina in più, basta semplicemente se ciascuno poco. fa una piccola cosa, si può fare veramente tantissimo per tutti. Come si fa a entrare in contatto con la Caritas? Si può venire direttamente? Si può andare, o si va direttamente all'Help Center, dove ogni mattina trovate i nostri operatori, quindi c'è sempre qualcuno pronto ad accogliervi e a spiegarvi, a dare forma al desiderio condiviso di tante persone che vorrebbero poter fare del bene e chiedono come poterlo fare al meglio, perché io cito sempre Don Bosco: quando si fa il bene bisogna farlo bene, cioè bisogna farlo con competenza, con una giusta direzione. E poi chiaramente abbiamo il nostro sito, lì trovate tutti i contatti che vi servono, e fermo restando che poi, a parte i panettoni, i pandori, le donazioni di generi alimentari non deperibili, quelli sono sempre alla base, perché ci permettono di poter preparare la cena per tutti i nostri fratelli ogni giorno. Ogni giorno per voi, per la Caritas, sono tanti volontari che si mettono a disposizione, 200 all'incirca, quelli fissi che sono ruotano. già arruolati, diciamo, nelle nostre fila, che fanno la formazione, quindi ci sono gli incontri di formazione ogni anno, e loro hanno dato la disponibilità di un giorno o più alla settimana, e poi a questi volontari, che sono, diciamo, quelli sui quali si può contare ogni giorno perché sono lì, fanno pienamente parte del nostro organigramma quotidiano, abbiamo tutti i volontari occasionali. Io li chiamo occasionali perché magari all'inizio loro vengono per fare questa esperienza, e lì abbiamo per esempio tanti giovani, tanti ragazzi dell'università, delle scuole, degli scout, ma anche tante persone che materialmente frequentano uno stesso posto di lavoro e decidono di farlo insieme. E questa è una cosa che potreste fare anche voi come giornalisti della redazione. Diciamo, un pomeriggio ci andiamo alla Caritas e insieme facciamo questa esperienza, che poi aumenta e accresce il bagaglio di ciò che possiamo ricordare insieme. E poi fanno questa esperienza occasionale e magari qualcuno di loro poi invece sceglie di rimanere e di continuare a farla. E questo per noi è veramente prezioso. Don Nuccio, assieme alle persone comuni ci sono anche dei professionisti che vi supportano e vi danno sostegno, perché le persone fragili hanno bisogno anche di professionisti che certo, è quello che dicevo seguire. prima, le competenze sono indispensabili tra i nostri operatori, quindi, ma anche tra i volontari. Ci sono persone che chiaramente hanno competenze specifiche, per cui quando al centro ascolto siamo messi nella condizione di ascoltare, di recepire il racconto, la narrazione delle vite che ci vengono consegnate, in base proprio a quelle che sono le caratteristiche, si cerca di indirizzare al meglio la persona secondo ciò che le può servire. Basti fare un esempio, ecco, tra i nostri volontari abbiamo tanti medici, alcuni in pensione, altri ancora in servizio, che si mettono a disposizione proprio intanto per il nostro piccolo ambulatorio, per ricevere le persone che magari hanno che vorrebbero essere visitate, e poi anche loro indirizzarle lì nelle strutture dove possono essere aiutate al meglio. Ma alcuni di questi dottori vanno anche con l'unità di strada, quindi quando si tratta di portare da mangiare ai senza fissa dimora, alcune volte va il dottore, proprio perché si cerca sempre di non lasciarli soli da tutti i punti di vista. Poi ecco, l'unità di strada non serve solo a portare il pasto diventa il vettore, ma il fine lì è creare una relazione con quella persona e non farla noi siamo la casa che quella persona non ha. Ecco, noi, per dire tutte le persone di buona volontà, non solo noi Caritas, tutti quelli che non si dimenticano di loro. Don Nuccio, grazie per il prezioso lavoro che fate ogni giorno, e in queste occasioni particolari poi è ancora più importante non fare sentire soli le persone che soffrono di più. Mi permetto, ecco, di invitare poi tutti coloro che ci stanno guardando, ci stanno ascoltando, al prossimo 4 gennaio, quando come ogni anno celebreremo la importantissima Marcia della Pace. Sarà in Piazza Borgo l'appuntamento alle 17 e poi si partirà verso Piazza Duomo, si camminerà insieme ricordandoci che perché ci sia la pace occorre che ci sia la giustizia e la speranza. Ci sarà occasione per parlare per l'appunto della marcia per il 4 di gennaio. Ci fermiamo qui, adesso fra poco parleremo di un presepe particolare, il presepe dei ragazzi. Restate con noi.
Eccoci, siamo di nuovo in studio per, l'ho anticipato, per parlare di questo presepe dei ragazzi. Lo facciamo con Don Carmelo Asero, buongiorno, Buongiorno. che è il parroco della Basilica Collegiata di Catania, e con Mariella Gennarino, che è l'ideatrice di questo progetto. Buongiorno. Buongiorno. Allora, cominciamo dal progetto. Sì. L'idea di fare questo presepe particolare con i ragazzi, come nasce e perché nasce? Allora, l'idea del presepe nasce innanzitutto da un suggerimento, un desiderio dell'Arcivescovo, che in questo è sempre molto vicino e presente e sensibile ad ogni iniziativa culturale, storico-artistica, tenuto conto della preziosa ubicazione e collocazione della collegiata sulla centralissima via Etnea, affollatissima peraltro, ma sul centro storico di Catania, Piazza Università. Ho pensato quest'anno di voler far realizzare un artistico presepe sul sagrato della Basilica. E per tale ragione ho contattato la carissima dottoressa Mariella Gennarino, con la quale lo scorso anno vi era stata già una bella collaborazione, sempre dietro suggerimento dell'Arcivescovo, a motivo dell'800° anniversario del presepe di Greggio, con l'Accademia delle Belle Arti, una mostra di dipinti sul presepe in collegiata. La dottoressa Gennarino, in men che non si dica, ha contattato il liceo artistico statale Emilio Greco di Catania, nella persona del preside, dottor Massimino, docenti e alunni, i quali hanno realizzato questo artistico presepe. Io li ringrazio sin d'ora, la dottoressa come tutore esterna del progetto, ma ringrazio sin d'ora la dirigenza dell'Emilio Greco, i docenti. Stiamo vedendo nel frattempo delle immagini, ecco, scorrono sì. delle immagini, Sì, così sì. capiamo e ci rendiamo conto di cosa è stato fatto, di come è stato realizzato. Qui forse Mariella Gennarino ci può dare qualche indicazione in più. Stiamo vedendo i ragazzi all'opera, Allora, con colori, con materie prime. Qui siamo proprio all'Emilio Greco, dove devo dire per me è stato un salto nel passato. Mi sono ritrovata tra questi banchi di scuola dove anche io mi sono formata artisticamente, e quindi devo dire è stato un momento sublime, un momento bellissimo. Qui vediamo la Madonna del Magnificat, che non è la Madonna copiata del Magnificat, ma tengo a dire che è ispirata alla Madonna del Botticelli, perché i ragazzi hanno preso ispirazione da tutte queste opere d'arte del 300, del 400. Abbiamo per esempio un angelo che qui non si vede, che è esattamente quello del Beato Angelico, però visto dai ragazzi. Ma guardate che bravura, queste campiture e le mani come sono state realizzate. Inoltre c'è un lavoro importante, perché partono dai legni, cioè da questi multistrati che vengono disegnati e poi le sagome ritagliate, e in ultimo ci sono queste campiture di colore veri e propri meravigliose. artisti questi ragazzi. Inoltre è un presepe non solo diciamo dal punto di vista artistico prezioso, ma prezioso anche perché contiene delle foglie d'oro, le foglie d'oro che iconograficamente danno quella sacralità ai personaggi, ai re magi, all'angelo, alla Madonna, che è importantissima, perché danno appunto quella preziosità che diventa sacra. Ecco, è un po' un giro di parole. Con Don Carmelo volevo ricordare che sarà inaugurato il 23. Dall'Arcivescovo. L'Arcivescovo ci ha tenuto che fosse lui a inaugurarlo e benedirlo lunedì 23 dicembre alle ore 19:30 in Basilica Collegiata. Dopo la Santa Messa da lui celebrata, poi ci porteremo sul sagrato e lui lo inaugurerà e lo benedirà. Già c'è moltissima gente che fino a notte fonda sta lì a fare foto, selfie, così come oggi si è soliti fare, perché è illuminato anche artisticamente. Qui vediamo, questo è il bambinello. Il bambinello io ho chiesto perché con gli occhi chiusi, ho chiesto ai ragazzi, perché mi ha incuriosito questa cosa, e mi hanno detto ma perché il bambinello dorme? Poi ho detto ma forse c'è un'altra interpretazione, forse a livello subconscio voi avete un po' interpretato qualcosa che sta succedendo nel mondo reale. Forse il bambinello ha gli occhi chiusi perché non vuole vedere l'orrore delle guerre, non vuole vedere le violenze, non vuole vedere questa falsa integrazione, no? E loro mi hanno detto sì, anche. Quindi forse avevano un po' di timore ad esprimere questo punto di questa vista. Riflessione fa capire come i giovani d'oggi, i ragazzi di oggi siano molto attenti, molto e non sono così distratti come sembrerebbe. Vivono il presente, vivono anche le difficoltà. E poi c'è stato un momento bellissimo in cui è stata posta la Madonna, appunto come dicevamo, la Madonna ispirata al Magnificat alla Madonna del Magnificat di Botticelli,
dove un raggio di sole, appena l'abbiamo posizionata, ha colpito il viso. Ed è stata una cosa, mi creda, celestiale. Io che sono una persona credente, per me è stato un momento bellissimo. Sì, è vero, è vero. La sensazione di vedere tutti questi ragazzi all'opera per realizzare... È bello perché questi ragazzi hanno fatto squadra e si sono cimentati in una realizzazione che è davvero molto molto preziosa, anche e soprattutto per coloro che si affacciano sulla via Etnea e colgono nel presepe anche quel rimando al mistero grande che noi celebriamo a Natale, quindi quel Dio con noi, quel Dio che si fa vicino agli uomini, e quindi è davvero una bella realizzazione, una bella opera, e noi siamo davvero contenti. E ogni anno ci sarà il presepe, poi magari lo integreremo, lo arricchiremo. Volevo proprio dire chiedere a Mariella Generino, sì, già ci ha pensato. Non ci fermeremo, non ci fermeremo. Cioè, dobbiamo immaginare qualcosa. Dovete immaginare, certo, ancora dei personaggi ancora, diciamo, quindi che si uniranno al presepe dell'anno perché siamo partiti prossimo, tardi in fondo. Sì, ecco. devo dire che ragazzi bravissimi, in un mese hanno realizzato tutto, sì, e quindi sì, sono stati veramente una scuola. Devo dire, la scuola è un'eccellenza per Catania, un fiore all'occhiello. Io l'ho visitata e sono rimasta veramente molto colpita da questo liceo artistico Emilio Greco, e comunque l'anno prossimo lo arricchiremo sicuramente con Pastori. Quindi si parte dal Pecorelli. nucleo centrale che poi verrà per poi allargato. espandersi, sì, assolutamente. Sì. Allora, in bocca al lupo per questa bellissima esperienza. Ringraziamo ancora una volta il preside Antonello Alessandro Massimino, i docenti e gli allievi che hanno partecipato attivamente con passione, amore e anche con tanta dedizione al presepe della L'appuntamento collegiata. lo ricordiamo per l'inaugurazione, la benedizione e con la cerimonia il 23 dicembre alle ore 19:30 sul Sagrato della Basilica, con l'arcivescovo naturalmente che Monsignor ha voluto Luigi fortemente Renna. questa iniziativa. Sì. Bene, grazie a Don Carmelo Asaro, che è il parroco della Basilica Collegiata di Catania, grazie a Mariella Generino, che è l'ideatrice di questo progetto. Noi adesso vediamo le pillole dell'almanacco e dopo cambieremo tema. Ogni mattina noi guardiamo le stelle, vediamo cosa ci dicono stamattina le stelle con Marco Amato. A fra pochissimo. Oggi, 19 dicembre, è la giornata internazionale per la preservazione dello strato di ozono. Istituita nel 1994 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in commemorazione della data del 1987, in cui le nazioni firmarono il protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. L'anomalo assottigliamento di tale strato venne denominato buco nell'ozono da Sherwood Rowland. Oggi, 19 dicembre, è la giornata internazionale per la preservazione dello strato di ozono. Istituita nel 1994 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in commemorazione della data del 1987, in cui le nazioni firmarono il protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. L'anomalo assottigliamento di tale strato venne denominato buco nell'ozono da Sherwood Rowland nel 1985. L'ozonosfera, cioè lo strato dell'atmosfera in cui si concentra la maggior parte dell'ozono, trattiene ed assorbe parte dell'energia proveniente direttamente dal Sole. In particolare effettua una schermatura dalle radiazioni a bassa lunghezza d'onda, nocive per la nostra salute. Ma le meduse sono comparse prima dei dinosauri? Nonostante il corpo gelatinoso delle meduse, che ne rende molto difficoltosa la sopravvivenza nei reperti fossili, ne è stato ritrovato uno risalente a 505 milioni di anni, nello Utah, da alcuni ricercatori dell'Università del Kansas. Ed è stata proprio questa scoperta a permetterci di effettuare la datazione che vede le meduse risalenti ad un periodo precedente a quello in cui sono vissuti i dinosauri. Buongiorno a Marco Amato, buongiorno a lui, alla sua buongiorno tazzina. Angela, buongiorno Sicilia. Pure secondo me, leggo sulla tua tazzina, è come dico io, quindi insomma non ci sono assolutamente discussioni, no? Abbastanza assertiva come tazzina oggi, assolutamente, no?
Senti Marco, stamattina entriamo nella polemica legata al concerto, diciamo, di Roma, con Tony F che è al centro di queste polemiche. Ci sono tanti che stanno adesso dicendo che si tirano indietro, ma non è la prima volta che questo concerto va nell'occhio del ciclone. No, infatti, caro Angelo, è successo anche l'anno scorso con un altro cantante, sempre un altro rapper, mentre invece quest'anno è stato molto evidente la reazione che ha suscitato un po' sui social e nell'opinione pubblica. Il sindaco Gualtieri, che è un cancro, sindaco di Roma, ha semplicemente precisato comunque che è una scelta non tanto esclusiva quanto protettiva. Il cancro è il segno della protezione. La causa è la presunta violenza dei testi. Chiaramente la reazione è stata forte. Il primo a intervenire su questa polemica è stato proprio Damiano David dei Maneskin, che è un capricorno, mentre invece a ruota hanno seguito Mahmood e la Sattei Mara, che sono rispettivamente una vergine e un toro. E Tony F è anch'esso toro. Cosa ci dice quindi lo zodiaco? A me è parso curioso sottolineare questo, ovvero il preziosismo e il ruolo del pianeta Urano. Urano è in toro e quindi i segni di terra godono del potere del pianeta, che è la forza di decisione. Urano è il pianeta dei venti, un pianeta il cui asse equatoriale giace su quello di rotazione, mentre tutti gli altri pianeti ruotano, Urano rotola, ed è proprio la sua originalità, il non stare alle regole, che ne fanno il pianeta della rivoluzione, della libertà e della forza decisionale. Quindi, come vedete, proprio a reagire immediatamente sono stati proprio tutti i segni di terra. Ebbene, come finirà questa cosa? Sicuramente lascia un segno nell'opinione pubblica molto ma molto forte ed evidente. Sicuramente bisogna riflettere sia sulla natura dei testi, ma anche assolutamente sulla libertà indiscussa di potersi esprimere tramite la musica. Urano è un pianeta generazionale e sicuramente questo caso farà giurisprudenza in questo senso, come ancora una volta vedete come l'influsso dei pianeti è fortemente presente nel nostro quotidiano. Oggi, a proposito di influssi astrali, la Luna e Venere sono in opposizione, Luna in Leone, Venere in Acquario. Cosa succede quindi quando le signore dello zodiaco litigano? Per Ariete non è un dramma, visto che in buoni rapporti sia con l'Acquario che con il Leone, quindi fa da punto di talete, per cui sono chiare per le Ariete le regioni proprie e quelle del partner in amore. Per Toro molto meno, proprio perché ci sono delle diversità di vedute che dovete colmare con il partner. Per Gemelli ancora meglio, proprio perché finalmente è tutto chiaro in amore e qualcuno o il partner vi ha finalmente spiegato come vede le cose. Cancro, in questo senso le signore dello zodiaco vi riguardano molto, proprio perché la Luna è uno dei vostri pianeti, quindi un po' di capricci in amore per il Cancro. Leone è uno dei poli su cui si basa questa posizione, per cui il Leone assolutamente oggi è un pochino più scontento del solito per quello che riceve. Vergine non è una posizione assolutamente favorevole, visto che vi fa pensare molto a come innestare i sentimenti nel vostro quotidiano, quindi riflettete bene, forse qualcosina la sbagliate anche voi. Bilancia, positivo anche per voi, proprio perché questo divario crea la forza di conflitto che rende tutto un po' più attrattivo, quindi oggi non le manderete a dire, anzi cercherete proprio il confronto. Scorpione, non è una posizione bella per voi come per l'opposto Toro, proprio perché sono in quadratura entrambi i pianeti, per cui c'è una difficoltà a esprimere i sentimenti provate. Sagittario invece è molto più amicale, anche se si deve discutere un po' in maniera più ampia, proprio in un gruppo sistemico, di una serie di dinamiche appunto che riguardano un organico. Capricorno, per voi è una posizione un po' scomoda, anche se riuscirete ad avere una visione lucida e chiara e oggettiva delle cose, quindi tenete la vostra razionalità come arma di difesa. Acquario, altro polo su cui si gioca l'opposizione. Acquario a Venere, ma proprio non ci sta a capire le ragioni degli altri, vuole amare a modo suo, l'Acquario si sa è il segno della libertà. Pesci, in questo senso tutte queste diatribe lasciano il tempo che trovano, sentite anzi il bisogno di defilarvi
rispetto ad alcuni conflitti che proprio non vi riguardano. Tutelatevi. E detto questo, auguro a tutto lo Zodiaco una buona giornata. Buongiorno Sicilia. Grazie Marco, ci rivediamo e ci risentiamo domani. Vado da Marco per l'ultima pillola dai giornali. Dall'oroscopo allo sport, perché parliamo ovviamente di calcio sulla Gazzetta dello Sport con lo scudetto che fa gol. Questo è il titolo che troviamo sul quotidiano milanese. Si riferisce ovviamente alle due battistrade del campionato, anche se una è terza, ma ovviamente con una partita in meno. C'è Inter e Atalanta, che sono le due squadre che segnano di più. In A nessuno segna come loro, il duello continua a incoppitare. L'Atalanta travolge il Cesena 6-1, ieri ha vinto anche la Roma 4-1 con la Sampdoria. Oggi c'è l'Inter contro l'Udinese. Poi vi faccio vedere, proprio per chiudere, le parole di Vasseur della Ferrari, che dice, in vista della prossima stagione, sarà l'anno della Ferrari, Angelo, faranno gli scongiuri probabilmente i tifosi della Rossa. Però sarebbe anche ora. Sarebbe anche l'ora, è vero, è vero. A te. Grazie Marco. Buongiorno Sicilia, torna domani, ci salutiamo come sempre in musica con A Modo Tuo. Sentiamo la voce di Elisa.